Ma buonasera a tutti amici da Napoliello 87. Ciao Aiu, come stai? Tutto a posto? Non metto il microfono. In questo momento forse sarà quando la soluzione alternativa attuale, però viene confermata una notizia importante perché alla fine dell'anno scorso abbiamo avuto una Romangenca, abbiamo preoccupato molto di così del Napoli, quindi quando Spalletti ha detto ho 3-4 cambi programmati, in molti hanno pensato subito a Kvara, che invece è confermato parte titolare, vuol dire che i problemi sono completamente superati. In conferenza stampa per questa partita Spalletti ha parlato anche della sua posizione, ha detto può andare dentro, però viene raddoppiato. Lui adora il pezzetto di campo con la linea alle spalle. Allora do un dettaglio sul suo riscaldamento: hanno cacciato in porta i giocatori del Napoli tutti in fila indiana per calciare centralmente. C'era solo un giocatore che faceva un'altra fila, la fila che partiva da sinistra, si accentrava e calciava, Kvaratskhelia. Durante il Napoli e quando campo abbiamo raccontato che Spalletti ha detto a Jesus con un po' di paura, forse cercherà anche di riscattare questo aspetto oggi in Foro Napoli, e lo abbiamo chiesto. A Spalletti dove va? Ci aspettiamo un Napoli anche un po' più arrabbiato rispetto al solito, perché ha detto che sono girate le scatole dopo la sconfitta di Milano, un po' più arrabbiato, un po' più fisico. Sicuramente sì, con molte cose di più di quelle che abbiamo messo dentro quella partita lì, perché poi la grande squadra è quella che riesce sempre a dare quasi se stessa in tutte le partite che gioca. Il grande calciatore è colui che la partita... Spallettone, metti lo squadrone. Sicuramente tutto quello che ha. Lo vince, ragazzi, dai. Importante vincere. Quelle che sono le sue qualità, o sta di sotto delle sue qualità. Allora gli altri hanno va. Va. Telecamere sul maxi schermo del Ferraris perché in corso il ricordo di Sinisa Mihajlovic, primo Gallo e poi Mihajlovic. Che punizione. Bello. Mamma mia. Brividi. Mamma mia. Mihajlovic e Vialli. La vita è così, la vita è così per tutti. Oggi ci siamo e domani non ci siamo più. Da un momento all'altro, è così. Commenti, chi c'è in live? Però nessuno. Pubblicità, prima di alzare il volume voglio aspettare la pubblicità, se no questi mi bannano pure. Ragazzi, intanto lasciate like che è molto importante per la crescita del canale, per condividere la live, per tutto quanto. Un like alza l'algoritmo del video, della visualizzazione. Andiamo, vai, condividete la live, più ne siamo e meglio è, ci divertiamo tutti insieme. Ma è Napoli che bisogna vincere oggi, bisogna allungare sull'Inter un'altra volta, visto che l'Inter si è fermata a Monza,
L'unica per ora a vincere è la Juventus che ci giocheremo contro venerdì e questa sera aspettiamo un po' il Milan cosa fa con la Roma. Ciao Pasquale, buonasera Pasquale, buonasera a te e forza Napoli, buonasera. Come stai? Tutto bene? Buonasera fratello, ciao Antonio, forza Napoli sempre, 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 al di là del risultato, fratello. Il risultato secondo voi, Sampdoria-Napoli, come finisce? Fatemelo sapere nei commenti che vi leggo tutti quanti. Ma mi riuscite a sentire con il microfono, ragazzi? Mi riuscite ad ascoltare? Grande Pasquale. Fatemi sapere nei commenti se riuscite ad ascoltare la mia voce bene. Che siccome sto con il microfono tante volte, sa. Questa è la partita della Lazio. Nei minuti finali, mamma mia, io non l'ho vista, purtroppo non sono andato a riposicchiare un po' perché poi c'è la partita del Napoli, quello che mi interessa di più. Poi ho fatto il video su Salernitana Torino. Grande Andò, meno male, dai. Sì, ti sento bene, meno male, Pasquale. Ciao Candy, buonasera, quanto tempo e buon anno a tutti quanti se non ve l'ho fatti gli auguri. Speriamo che sia un anno pieno di salute in primis e di felicità, soldi, insomma, che non fanno mai male. E soprattutto di soddisfazioni, che il Napoli possa vincere qualcosa di importante, non si dice cosa, ma sappiamo, lo sappiamo già. Mm. Sì, 2-2, lo so che è finito 2-2, ho visto il risultato, quello l'ho visto. La Lazio vince più praticamente, ha iniziato questo inizio d'anno con due pareggi, se non mi sbaglio, no? Se non vado errato con due pareggi, non mi vorrei sbagliare, ma mi sembra di sì. No, che cazzo dico? Scusate la parolaccia, ha perso a Lecce e ora ha pareggiato con l'Empoli. Proprio in due partite un punto. Cioè, male male, male male. Ragazzi, vi invito a lasciare like e condividere la live se non l'avete ancora fatto. Aspettiamo il nostro Rino quando ci sarà il nostro carissimo amministratore e magari pure Giada che tanto che non si fa vedere mi farebbe piacere. Comunque aspettiamo anche loro che magari ci avranno da fare. Comunque sono sempre i benvenuti e loro lo sanno, no? Siamo una famiglia tutti quanti ormai. Allora, che dici? Ho avuto l'ultima sconfitta, ha avuto l'ultima sconfitta a Torino contro la Juve prima del mondiale. Ah, la Lazio. Ah, sì, me lo ricordo, sì. Hai ragione, a Torino. Mm. Like messo, iscrizione messa e campanella. Grande, Antonio, ma io lo so di te, già lo so di te. Se potete condividete anche il video, mi fa piacere, La live. Ma Napoli, vai, che t'ammala con cerchiate! Un blu cerchiato ti cerchio la capa. Mi ricordo i due figli della Sena procerchiata, Luca e Sinisa, che si intreccia con la lotta salvezza e con l'esigenza del Napoli capolista di rispondere, che si sta avvicinando pericolosamente. Siamo a Marassi e siamo in un vero e proprio vortice di emozioni. Buonasera da Riccardo Mancini.
Simone Di Ribocchi. Benvenuti a Genova, benvenuti a Sampdoria Napoli. No, la Sampdoria con Stankovic allenatore gioca con il 3-4-1-2 la Sampdoria, in porta Autero, in difesa Murlu, Nalpi, non è mia parte. Il nostro Napoli 4-3, Meretti in porta, Di Lorenzo, Kim, Jesus, Mario Rui, Anghissa, Robot che è rimasto al centrocampo, in attacco Politano, Kvaratskhelia. Cambia rispetto alla partita scorsa, che Elmas al posto di Zelinski, e in difesa abbiamo Mario Rui al posto di Oliver e Jesus al posto di Damani. A un bomber, a un campione, a una leggenda come Luca Vialli. Ci ascoltiamo un altro po' di questo pre-partita, di questo clima che ovviamente fa venire i primi. In cui c'è tantissimo dell'emotività umana. Vabbè, mamma sei uscito pazzo, buonasera. Sono uscito pazzo. Come sta? Tutto a posto, Roberto? Come sta? Hanno reso grande squadra in campo, Amarassi, premio spot e poi si parte. Vai Napoli, va, magnati qua. Forza Napoli, sempre. Dai. La pubblicità, la sentiva, buchine mamma, ma perché mi prendiamo lì? Arriva la pubblicità, va? Che sono questi qua. Eccolo Rino, buonasera Rino, aspettavamo te, grande. Vai Napoli, vai Rino, vai Napoli, mangiamo a cena la Sampdoria. Schiattammo la capa all'uomo pipato, schiattammo la capa. Vediamo che ecco la pubblicità è andata via. Vai. Dai. È facile i giocatori del Napoli e poi quelli della Sampdoria. Vai Napoli, va! Veramente molto toccante, da brividi, emozionante, con tanti papà, bambini in braccia a trasmettere la fede brucerchiata ai propri figli e oggi anche a spiegare chi sono stati per la Samp. Luca Vialli e Senisa Mihajlovic, figure trasversali, iconiche per certi versi, per la Genova brucerchiata, ma non soltanto. Ci sono tanti numeri 9 nella grandinata sud. Oggi qui a Marassi c'è un omaggio pieno di fiori, pieno di foto anche consumate dal tempo, pieno di colori brucerchiati. Qui fuori la grandinata sud ed è lì che tanti papà hanno spiegato chi davvero è stato Luca Vialli della Sampdoria, ma non soltanto sicuramente. Sì, per quanto mi riguarda è stato il mio mito, è quello cui mi sono ispirato nei miei anni, quando sognavo di diventare come lui come calciatore, poi ho sognato di diventare uomo come lui, quindi per me è stato tutto. Hai detto bene, un uomo ancora prima che un calciatore. Poi oggi c'è il campo con i tifosi della Samp che vogliono sospingere la squadra degli Stankovic, che ha ottenuto la seconda vittoria del suo campionato contro il Sassuolo pochi giorni fa. Oggi per dare continuità, spinta, come detto, dall'appoggio, dal calore, dalla passione della gente di Marassi. Poi c'è il Napoli, capolista, che vede arrivare da dietro la Juventus adesso a -4 grazie al successo di Cortoluso, come direbbe Max Allegri anche ieri pomeriggio. Un Napoli che deve reagire dopo la sconfitta contro l'Inter, la prima dopo capitano. E come ci arrivano queste due squadre oggi? La Sampdoria secondo me arriva dopo una grande vittoria, un nuovo anno, ha chiuso malissimo, ha fatto un campionato al di sotto delle aspettative, ha avuto tanti problemi
antisocietari che probabilmente sono entrati nel gruppo, però viene con un entusiasmo importante. Dall'altra parte il Napoli ha trovato la prima sconfitta in un big match contro l'Inter, non era abituato, quindi adesso bisogna vedere come reagirà. È vero che ha la fortuna dopo 4 giorni di ritornare subito in campo, però vedremo come reagirà a livello mentale. Avete visto Dejan Stankovic, fratello minore di Sinisa Mihajlovic, con i 3 figli di Sinisa, pronto a entrare sul terreno di gioco, Dusan, Miroslav e Nicolas, ovviamente prima dell'inizio un minuto di raccoglimento per ricordare Luca e Sinisa. Un lungo applauso alla Massi per i 9 e l'11 per Luca e Sinisa, per Vialli e per Mihajlovic. Avete visto anche gli occhi commossi, l'espressione segnata da questo profondo dolore da parte del presidente della Samp Marco Lanna, che con Luca Vialli ha vissuto 116 partite, anche quella del debutto di Marco Lanna con la Svizzera, ovviamente con la maglia dell'Italia, la prima con la Samp proprio contro il Napoli. Si sono sentiti, si sono confrontati quando Lanna è diventato presidente della Samp, l'abbraccio poi sportivo, bello, sentito anche tra i 2 allenatori di oggi, tra Stankovic e Spalletti. Stankovic, come detto, con i 3 figli di Sinisa Mihajlovic. Per lui Sinisa è stato un vero e proprio fratello maggiore, insieme ai tempi della Lazio e poi anche l'Inter, insomma 2 uomini ancora prima che calciatori. Si parte a Marassi, divertiamoci, è iniziata Sampdoria Napoli per il primo tiro palla della capolista. Mario Rui, Kvaratskhelia, dietro da Mario Rui, cerca di cambiare gioco. Oggi ritorna Juan Jesus al fianco di Kim, panchina per Rachmani, non benissimo contro l'Inter, ancora forse a corto di condizione dopo tanti mesi rimasto fuori. Mario Rui, nell'incontro Osimhen sulle sue tracce a Novitic, riesce a limitarlo, poi Gatti di palleggio, Ronaldo Viega, palla persa dalla Samp. Sì, il Napoli sicuramente inizierà facendo la partita, la Samp lo aspetterà per poi ripartire. Intanto Verre gioca uomo, non si stacca mai da Lobotka, e poi eccolo qua, l'uscita alta sul terzino del Napoli, no? In questo caso di Lorenzo, di Augello, in questo caso lì però è lì che deve essere brava la Samp, in quella scalata lì, perché se al momento che lì esce deve arrivare Mulino veloce a prendere la scheda in questo caso, altrimenti viene buttato, quindi sicuramente la scalata esterna. Legge il Napoli con lo sfondamento di Anissa, toccato, forse no, tra poco lo rivediamo. Subito. Contatto con Murro che gli ha tagliato la strada. Avete visto Samp in campo con l'aiuto al braccio per onorare la memoria di Mihajlovic e di Vialli. Questo contatto con Anghissà che perde contatto col terreno subito da Luca Marelli. Luca. Sì, c'è stato un contatto successivo al contrasto spalla contro spalla, perché casualmente il giocatore della Sampdoria è saltato sopra, anzi ha camminato sopra la caviglia
sinistra di Anchissà, ma in questi casi non si può pensare a un calcio di rigore, è uno scontro di gioco assolutamente casuale, tra l'altro dopo lo scontro spalla contro spalla. Interessante però questo movimento di Anchissà, tagliare dietro, perché Osimhen viene fuori a giocare e quindi si va a attaccare, lui si crea quello spazio, ha attaccato bene dalla mezzala, centrocampista del Napoli, troviamo Murro simile, oggi più stretto Murro, no? Un difensore, uno dei tre. Ovviamente deve far fronte a un'emergenza abbastanza profonda in fase offensiva degli Stati. Perché il campo è anche scivoloso, Rino, ha piovuto, c'è l'acqua, no? Oggi è la 50esima in maglia Napoli. Vediamo un po', check-in, c'è VAR in gioco, il VAR ha chiamato il check-in, possibile penalty. Vediamo un attimo. Vediamo se ci danno il rigore, c'è il check in corso. Vediamo. Sono sulla gamba, sì, quando è scivolato, però non lo so quanto possa influire il fatto che sia scivolato. Possibile svolta per la partita di Marassi. Questo taglio di Anchissà, Rosario ha visto vuole capirci qualcosina in più, anche se la review è molto lunga, non è molto chiara, no? La dinamica non è chiara. Chiusa l'off-field review, vediamo cosa decide a visto. Calcio di rigore! Vai no, va! Vediamo un calcio di rigore, Napoli dal dischetto con giallo, ovviamente nel momento in cui dà calcio di rigore per Nicola Murro. Rigore per un Napoli, rigore per un Napoli, rigore per un Napoli, rigore per un Napoli. È stato un contatto spalla a spalla come detto, poi bisogna effettivamente capire quanto ci fosse contatto. C'è che il dopo, cioè nel senso che va sopra la caviglia ma sta correndo spalla a spalla e l'intensità che devi valutare l'altro non può essere è dato il calcio di rigore, il calcio di rigore andato che stavo giocando. Stankovic adesso va a dire la sua diversione da quando può Marinelli. Calcio di Ha preso il rigore. pallone, lo ha sistemato Matteo Politano. Polita, vai gol, ma raccomando che già fatto schifo con Questo campionato. Vai Matteo, vai Matteo, vai Matteo, vai Matteo, vai gol, non mi fa incazzare, che già fatto una partita in merda contro l'interno, fatti perdonare, Matteo, fatti perdonare, vai Politano, contro Audero, Politano, contro Audero, calcio di quello di Napoli, al quinto su cronometro. Andiamo. Concentrazione di Matteo Politano. Politano contro Audero. La rincorsa del 21. Ma va, fortuna, ha sbagliato. Maledetta, ha sbagliato Politano che ti è palo. Ma pensavo che era gol che ti ha buio. Maledetto Politano, doveva tirare anche la scheda. Doveva tirare anche la scheda. Maledetto. Doveva tirare anche vara. Vai, Osimhen. Mannaggia la miseria, mannaggia Politano, mannaggia. Hanno fatto una quadra scheda. L'aspetto mentale poteva essere determinante, lo sarà determinante in questo caso credo anche per la Samp, no? Nel senso che Napoli, lo sappiamo, viene da una sconfitta, il gol nei primi minuti poteva alleggerire un po' la testa, ora invece per la Samp infatti Rino per me lo doveva tirare con la scheda, mannaggia.
tocco di Odero mi sembra Ancora che non sappiamo chi tira i rigori è un po'... rigore su 5 che paga quest'anno nemmeno Odero, ha già preso rigore a Tessers, Non è il massimo. in Coppa Italia Cicerelli contro la Regina. Augello forse spinto da Osimhen, sì, l'ho visto, punizione per la Samp, adesso prova a crescere. Eccolo qui il rigore di Politano, il respiro profondo, poi si allarga, batte e sì, come se la tocca. Emile Odero, e poi la sbatte sul palo. Non era molto angolato, però era forte, poi balza a terra, quindi prende velocità, ha bagnato, guardate c'è. L'ha toccato Autero, l'ha toccato. Noti, un bel difensore, quello che ha preso dall'Udinese la Samp. Penso che questa partita mi sa tanto di... non mi piace. Il fatto che abbiamo già sbagliato il calcio di rigore non mi piace per niente. Non mi fido niente. Libera, chissà prolunga, Samp che rimane in pressione. Vai Kim, bravo. Ottima lettura difensiva, poi lo Oh, vai Napoli! Andiamo, sai. Ma dove anche sta? Dove cazzo la passi sta palla? Dove? Ma la rincorsa di Lamens che va, Guarda, un giurino va a testa a Politano, ma come si fa? come si fa? Che non abbiamo capito, però Ancora un fanno tirare, che so bello. Sapete che ha vinto battagliando contro il Sassuolo, con una mentalità e uno spirito di... Deve tirare Kvara, e basta. Sono le sue caratteristiche, adesso Stankovic da qualche settimana a questa parte... Oh, capitano, ma che fai? Hai voluto a voi? La palla verde di Lorenzo... Oh, mamma mia! Meno male se ne è mangiato Cambiatini, meno male. Chi è? No, non è Cambiatini. Chi cazzo è questo? Bellissima questa palla per Lamens. Mamma mia, Di Lorenzo che pallone ha perso, Lamens. Troppo debole. Ora Cambiatini. L'ex del Napoli, Manolo Cambiatini, altra palla persa. Stiamoci accorti, poi ci stiamo perdendo troppi palloni. Sappiamo che il Napoli parte dal basso, lo fa sempre perché... Ancora, porca puttana, ma che cazzo? Andiamoci, dove va su fuori? Degli avanti della Sampdoria sono tutti quei centrocampisti, secondo me Rincon, giocatori che messi così a 2 in mezzo al campo possono dare tanto a questa squadra. Napoli che ha perso Vai Napoli. 55 giorni e 11 vittorie consecutive contro l'Inter, quando probabilmente anche un ritmo Vai, bravo, possesso simile a quello che sta Chiamo Marino, vai Marietto, vai Bussuri. Elmas per fare gioco, incontra anche Anchissà, Anchissà lo bocca, in quanto Kim, sempre larghissimo Mandopolitano, Anchissà, va da lui, Vai. Kim, Vai Osimhen. Ah, mamma mia, guarda qui. limitando bene, Rincon, Borru, Lammers, la gira verso Augello, ma dopo pigra, ci arriva Kim, ma non va troppo all'estetica, più che altro alla sostanza. Vai Lobo, mamma mia Lobo, oh guarda, Interviene grande, stavo slappando, Lobotka, sombrero e palla al piede se ne va. Guarda lì, grande Lobotka. Capitano, guarda lì, Di Lorenzo è un secondo per piede, è un secondo pallone. Infatti Rino, secondo me Francesco sai anche chi può essere un buon rigorista, lo botta. Non lo so Rino, è un bel giocatore ma rigorista non lo so. Sino è Mas secondo me, lo sai? Rino secondo me lo deve tirare o Kvara o Elmas, ma anche Osimhen lo farei ritirare il calcio di rigore, non lo so, si vede. Sono indeciso fra Kvara, Elmas e Osimhen. E come c'è dietro il Napoli, prova a tirare fuori la Samp, lo bocca. Elmas mi piace. L'ultimo uomo prima di Meret e Juan Jesus. Si va a sinistra. Bello! Ma troppo piano, però bravo, bella azione, bello scambio con Mario Lupo. Mi è piaciuto. Però più cazzino facevo, più
vuole più cazzina, però bello scambio, sì. Così. Tiriamo in porta, non entriamo in area. Il primo gol italiano lo fece qui a Marassi nella vittoria per 4-2 di quasi 3 anni fa, era febbraio del 2020, Elmas, che oggi torna a fare la mezzala, ha fatto una sola volta quest'anno. Magnatina, chissà, Fabio. 1-0, per il resto sempre più o meno fatto l'esterno, soprattutto in campionato, e questa la vera novità del 4-3-3 di Luciano Spalletti, che ha preferito il macello e sinistro, un po' di riposo per centrocampista polacco. Kim Lammers. Oh, ma che cazzo, voglio fare un mimo a 3. Fuori da bene, che c'è. Oh, Meret, grande Alex, ma però non si può dormire in fase difensiva. Porca puttana, una volta Kim, una volta Di Lorenzo. Shut up, ci voglio dire. Anzi, Di Lorenzo è la seconda volta. Con il sinistro, quante volte non si chiude delle prese, è una parata molto complicata. È volato Alex Meret, ha negato la gioia del primo gol in campionato a Valerio Verre, angolo per la Samp. Era Gabbiadini, vicina piccoli passi Verre, non si fa lui, tanto dentro li vedete. Grande Meret, Rino. Anche Ronaldo Vieira. Attenzione però, questi... Di porta, batte Gabbiadini, una fitta quella di Verre. Scarico, ancora Gabbiadini. Tento! Porca infame, l'ho visto a Rubio. Palla larga non di molto, altro pericolo per Questi qui già sono più pericolosi di noi, porca infame. Si rischia di perdere se li facciamo giocare così. Nella posizione dietro forse era anche messo meglio per andare a colpire. Noi Tigre, la distanza diversi. dell'Udinese non fa male a Napoli. Primo giro a portocampo Giovanni Barsotti. Giovanni. Noi Tigre, poi Gabbiadini, poi quell'altro, e basta. Vai, vai capitano, vai. Non era Politano, era uno tra Elmas e Guara, perché Juan Jesus ha indicato loro a te. Ah, cazzo, Politano. Sì, pensa a Noviti a frenare l'azione offensiva di Rompente di Politano a destra. Parlavamo dei tiratori di rigore, così completo il discorso di Giovanni Barsotti prima di tornare da lui. Ne ha tirati 2 Politano quest'anno e li ha segnati entrambi. Io comunque avrei messo titolare la Spadura. Quindi oggi è andato ancora Politano, Folli, di 2 rigori già segnati. Ma ci poteva passare. Emilio Vediamo sto Elmas che fa, diamo fiducia nel Mas. Avevano già deciso però in campo con Osimhen che avrebbe Rino, poi c'è sempre tempo per gli altri giocatori, dai. anche poco fa, una trentina di secondi fa, ancora fatto la svolta, quindi non se ne estrola del tutto di rosso. Adesso Spalletti sta chiedendo calma, without risk, ha detto senza rischio. Forse al posto di Politano, sì, proprio al posto di Politano, sono d'accordo. Perché Politano non mi è piaciuto proprio nella partita precedente con l'Inter. Oggi ho sperato più di così. Non era il caso di farlo giocare anche oggi. Sono d'accordo che partivo con Raspadura. E magari anche Raspadura era bravo a tirare il calcio di rigore, sa? Vai! Mamma mia! Da solo! Da solo! Nessuno che gli va incontro a dargli una mano. A quota 9 questo campionato a un passo dalla terza doppia cifra consecutiva. 10 al primo anno, 14 lo scorso. Fece doppino nello 0-4 di qualche mese fa. Vai, vai. Aggressivo Kvaratskhelia, sponda di ginocchio da parte di Anghissà. Lo botta, 2 tocchi e apre. Può galoppare Di Lorenzo, può anche mettere... Vai! Grande Vittor, così! Calcio là! Molto bravo perché la macchina è di fronte. Sta piovendo, pallone bagnato, anche la testa è bagnata. Che stava fuori, gira da fronte. Non era ancora presente. Ancora un angolo per il Napoli, sempre Politano e Kvaratskhelia. Rimane fuori Elmas, se non lo bocca Mario Rui, altri tutti a saltare, Politano la mette, secondo palo c'è Ugello, eccolo Elmas che raccoglie, vediamo cosa fa, nuovo turno per Ugello, va sul destro, Elmas! Troppo alto! Non esce fuori una conclusione precisa, anzi molto larga, molto ampia, palla sul fondo, oggi Samp che è senza Berezinski perché è passato al Napoli, si è fatto una brevissima trasferta per fare le visite mediche, è tornato nella sua Genova perché queste parti è stato tanti e tanti anni, ben 6 anni, ed è in panchina subito a disposizione
di Luciano Spalletti sarà il vice di Lorenzo, così come Alessandro Zanoni ha fatto la strada immensa, quindi ha raggiunto la sponda blu-giaccata di Genova ed è già in panchina alle spalle di Dejan Stankovic. La fare potrebbe rientrare portiere. Oh, buonasera Thomas, benvenuto nel canale. E lasciato like, frate. Chi ha capito? Di Lorenzo, Anghissa, ottimo il controllo che diventa dribbling, poi lo bocca. La Samp c'era Osimhen sì, è il suo forte la testa, ma anche la velocità. Vai, guarda, passala però la palla, ti voglio bene. Passiamoci sta cazzo di palla, però. Giochiamo da squadra. Una pressione molto aggressiva, quasi azzannante da parte della Samp, che completa fallo, però Stanislav Lobotka negli anni di quale dovere si incroceranno spesso il 68 del Napoli e il 5 della Samp. Lato Napoli si muove, cioè Kvaratskhelia che in qualche modo a San Siro non è sembrato, no? Ancora il giocatore fluido, brillante di inizio campionato. Sì, un po' pesanti sulle gambe, secondo me. Sono d'accordo con te, Rino, il pallone deve girare veloce perché la Sampdoria sta giocando molto bene e anche loro lo stanno facendo girare molto bene il pallone. Attenzione, stanno giocando a un ritmo elevato, però non lo so quando reaggeranno a giocare così. Mi voglio vedere tutta la partita a giocare così. Di Lorenzo, alza palla per Lobotka, due tocchi, contrastato. Vai, allarghi che è solo lui. Vai da subito, da vai. Guarda che c'è il Massimo Osimhen liberi, guarda. No! Ehi! Vai! Papà bocca! E che cazzo? Sì, così. Questa è una palla strepitosa messa di sinistra dietro la linea difensiva. Victor Osimhen. Ha segnato Osimhen. Ma che mostro Osimhen. Ha avuto un bel rapporto Osimhen. Ma che mostro. Ha buttato la porta in terra, ma che mostro. Osimhen. Il vantaggio del Napoli, torno a campo Giovanni. Perché Spalletti stava chiedendo proprio Mario sull'inizio di quell'azione, credo fosse arrabbiato per il finale dell'azione quasi di possesso della Sampdoria e poi ti segnalo che Osimhen aveva sgridato, si era arrabbiato tantissimo con Elmas qualche minuto fa in occasione del tiro di Elmas perché voleva una palla sul secondo palo, gli aveva detto calma e mettila in mezzo, gli è arrivata. Uno dei suoi preferiti, no? Da Osimhen che sa attaccare Da un attaccante perché lui l'attaccante corre verso la porta, è avvantaggiato, no? Quelle palle quando le vedi col difensore che deve correre verso la propria porta è sempre difficile intervenire, oltretutto ci ha messo tra noi e Burru lo sappiamo, è un difensore esterno, quindi sono zone di campo diverse, si è fatto prendere l'anticipo, poi non è facile demasiado. la nuova lunga di capitani per Lammers, ha provato subito ma maggior risultato, grande Osimhen, 1-0. Insistentemente il Napoli è sbloccato dopo poco meno di 20 minuti con il suo bomber Roberto Osimhen, una palla prelibata data dentro da Mario Rui e attacca ancora il Napoli, Kvaratskhelia accomoda verso la porta, Kvaratskhelia, Mamma mia! c'è un Teo che lo stoppa, ci ha pensato forse un po' troppo prima di andare a calciare. Questa è bella però, questa è una grande giocata, l'abbiamo vista prima da palla venire dentro su questa palla da Mario Rui a tagliare dentro, adesso l'ha fatto Politano perfetto e poi soprattutto una grandissima imbucata di Politano lunga, Murillo fuori posizione, non è riuscito a tenere la velocità del giocatore georgiano, bravissimo invece di arrivare in gran carriera, l'ha un po' sbilanciato sì, però ci sta perché sta correndo vicino e quindi è andato a lavorare di spalla. Spliss che diciamo non è esattamente un esterno tutta fascia, viene adattata a fare quel tipo di volo, sarà l'esterno diciamo di due, un po' meno bloccato, almeno a livello di caratteristiche. Arriva ancora il Napoli, con Politano, il personaggio preferito, la sola Antonella, c'è anche l'arrivo di Anghissa oltre Osimhen a riempire l'area. E c'è la Samp, il capitano di Lorenzo, Politano,
affronta un paio, mi sembra in corpo, aspetta Augello, Politano rossa comunque il Doiting, libera sul petto di chissà che calcio in porta con destra di controbalzo, a 1 centimetro praticamente da 2-0 in Napoli. Non ha una grandissima botta, però qui è andato bene di controbalzo. Allora, perché mi fai così, maledetto? Questa è la palla di Dino, perfetta la palla di Politano, va a lavorare un po' di esperienza Denis. Sì, dicevo, può soffrire palloni di questo tipo uno come Denis, no? Quindi caratteristiche non è esattamente un curriculum sulla fascia. Esatto, non è il suo ruolo, nasce ala, poi ha fatto anche l'interno, il tre quarti, il giocatore, io l'ho allenato in primavera, quindi lo so. Politano torna a affrontarne sempre 2. Sì, Merino, Lo tocca. Osimhen. Juan Jesus sta prendendo sempre più convinzione il Napoli. Mario Rui, Elmas, Kvaratskhelia 1-2, ancora da Ivan, Kvaratskhelia Vai, va! arriva sul fondo, Noi Tink, e poi Ronaldo Vieira, evita l'angolo. Rilancio in avanti, Lammers a scatto, petto di Kim. Lobotka, con l'esterno gira, a sinistra da Mario Rui, Elmas, Mario Rui. Juan Jesus. Il problema della Samp è un po' questa, no? Che si abbassa tanto con i quinti, i centrocampisti stanno facendo un ottimo lavoro sia ad arrivare sull'esterno, sia in fase centrale per coprire eventuali movimenti di Elmas, però poi dopo gli attaccanti c'è bisogno che quando c'è una palla lanciata tengano palla per far salire la difesa. In questo caso Lammers e Gradini sono un po' lontani dalla fase difensiva. Si tiene molto bassi, i 2 quinti, Leris praticamente si è appiccicato a Moriglio, il raddoppio spesso su Kvaratskhelia e Augello, altrettanto basso, un po' preoccupato anche dal continuo movimento da parte di Politano, tante volte ha la tendenza ad accentrarsi, come sappiamo bene, sul piede forte, cioè sul mancino. La Samp al momento un po' bassa a livello di baricentro. Di Lorenzo, Anghissà, palleggia il Napoli, ruba il pallone però Augello. Oh, vai sotto! Lammers, la vuole addosso, doppio passo, destro di Lammers. E non male la tirata alto, no? Però non si può creare da questa occasione alla Sampdoria. Diciamo che è andata a puntare, secondo me Kim è in ritardo, perché Di Lorenzo non può accompagnarlo fino a dentro al campo, deve cambiare e deve uscire Kim più velocemente, poi Lammers tira fuori, bisogna di centro-destra più velocemente. Giocato 72 minuti di buona intensità, di aiuto, di lavoro per la squadra contro il Sassuolo. Sam Lammers, appena arrivato dall'Empoli, lo scambio con Ciccio Caputo, che ha fatto la strada di ritorno verso l'Empoli, dove ha trovato anche il primo gol della nuova esperienza dell'Empoli contro la Lazio. Gabbiadini, Leris, ancora addosso all'ex Napoli, Rincon, si propone anche Verre, spazio a destra per Leris, si stacca Gabbiadini, Leris non crossa, Mario Rui su di lui, eccolo Gabbiadini, la gira, Ronaldo Vieira, nel posto dentro anche Lammers, oltre a Verre, respinge il Napoli, adesso prova a controbattere, Anghissà, soltanto Osimhen qui a destra, eccolo Politano, deve cambiare fronte, va da solo, cambia passo, lo strappo di Matteo Politano, attacca la profondità, Kvaratskhelia ma deve evitare il fuorigioco. Allora Elmas ha ragione, ricama con Mario Rui, ancora per il Macedone, Lobotka, Kim, Di Lorenzo, Anghissà, adesso è compagna, stretta densa la Samp, in attesa delle giocare del Napoli, pronta a uscire come in questo caso un Ruzzo Politano, che fa la tua. Augello, aspetta proposte dei compagni, c'è Ronaldo Vieira che viene incontro, seguito da Elmas, Orru, Lammers, ed è la collaborazione di Ferre, che vuole scattare sulla fascia, che pretende la rimessa laterale, e però il primo assistente di Abisso assegna alla Samp. E Stankovic va a protestare, anche se insomma la chiamata è arrivata, nonostante un attimo di indecisione, eccolo qui il momento in cui Kim probabilmente tocca a te. Pronto Augello con le mani. Murru, oggi la seconda da titolare dopo quella di Cremona, che giocò terzino sinistro.
suo loro naturale. Lammers viene ancora a prendere palla tra le linee e la gestisce bene. Lerissa a destra, pronto l'1 contro 1 con Mario Rui. Lo butta Lerissa, viene dentro, poi si appoggia Ronaldo Vieira. Tiro Bravo, Jesus. palla respinta da Napoli con un Jesus che è in traiettoria. Sì, buona però la giocata di Lammers che viene a prendere palla tra le linee perché Campiadini va in profondità, quindi la divisa del Napoli deve scappare con Campiadini, si crea quello spazio dove va a giocare Lammers, cambia gioco e Davis secondo me può provare anche l'1 contro 1, no? A puntare Mario Rui cercando di entrare in area. Bene, Rincon azzannato alle spalle da Lobotka, ancora Rincon che lo gioca lucidamente a destra, sempre sulle risse. Rincon, scambio di fronte, c'è Ugello largo, c'è un muro che si è buttato profondo, Ugello va da lui, almeno questa era l'intenzione. Bravo, Politano. Tutto, Politano, un po' di contatto, per Benedetto. Allora, bravissimo qui intanto Politano a fare questa corsa con Muru coraggioso da terzo di difesa di sinistra, è andato addirittura a fare un taglio interno per andare al cross. Secondo me qui Ugello poteva provare di testa di prima intenzione mentre le mani prima, nel momento che la va a stoppare Politano è riuscito ad accorciare. Napoli che deve dimenticare San Siro, ovviamente Napoli un po' lento, un po' prevedibile, forse con meno coraggio rispetto a quello che ha messo in campo, ha messo in mostra nei primi mesi di campionato, come se non trovasse delle soluzioni. Oggi le soluzioni ne stanno arrivando, ha trovato il rigore sbagliato da Politano con l'inserimento. Su, che vuoi, non sei Vattene, non porta 16. Come aspetto offensivo. Napoli sta tirando la partita, la sta facendo bene, soprattutto sta correndo tanto, è veloce ad andare in avanti, vuole prendere la Sampdoria non messa bene in campo perché sai dal momento che va a gestire palla, la Sampdoria si mette dietro, è difficile poi da scandinare, è anche molto fisica. Mario Rui ha regalato lui l'assist a Osimhen, già arrivato a quota 6 assist in questa stagione, il secondo miglior assist del nostro campionato, secondo soltanto a Sergej Milinkovic-Savic. Politano mi sta sorprendendo, può essere che ha bisogno di giocare per ritrovare la forma. Ci sta, Rino. Ci sta. Vediamo se sta a ripiglio, se ci fa una bella partita. Troppo rigore sbagliato. Non convinto, Sam Lammers. Magari fa il gol del 2-0, speriamo, dai. La Salernitana inizio settembre, è stato l'unico titolo quando ha cambiato maglia. Anguissa. Il suo box, c'è il presidente della Samp, Marco Lanna, condiviso con Luca Vai. Ma se ne piglia uno, no, vai via pizza. Cambia Alex, è tua Meretta, è tua l'ex Napoli, Manolo, qualche anno partito umano, Manolo, anche due gol contro il Napoli, uno con la maglia della Samp. Abbiamo fatto carichi di lavoro abbastanza pesanti. In Turchia siamo andati. Spalletti vorrebbe uscire un po' di più a sinistra già da qualche minuto con Mario Rui, l'ha chiamato ma però Kvaratskhelia rientra e calcia col destro, totalmente spavato, palla in curva, Baggio. si è chiamato un po' di uscite sulla sinistra perché Napoli stava uscendo praticamente sempre a destra. A questo proposito ce l'aveva anche con Zanua Chissà, ha detto non devi forzare la giocata e mandare Osimhen dritto di là, ma devi tornare indietro, dobbiamo elaborare la manovra e andare dall'altra parte, dove tra l'altro la Kvara non serve che stia sempre larghissimo, può anche venire qui in mezzo a prendere palla. Lato Samp invece Werder vuole il pallone da Ugello, pone la terra di nessuno, dietro Zanua Chissà si sta mettendo lì, poco fa gli ha chiesta sui piedi quello spazio. Sì, Guevara poteva far meglio. No, perché gli attaccanti della Samp secondo me si muovono bene, ed è per questo che Werder vuole quella palla lì, perché uno allunga, uno viene a giocare, di solito chi viene a giocare è sempre l'opposto. Il primo allungato va a liberare lo spazio dove Werder e di solito è Ugello che ha questa palla da giocare in diagonale, l'abbiamo vista prima. Più in gamba, però vedo meglio per lui più in gamba. Sì, lo vedo meglio anche a Kvara. Lo vedo più in partita, speriamo che anche lui
secondo me serve un gol per sbloccarlo, no? Per farlo rimettere un po' in movimento di più, per darlo più fiducia. Un bel gol di Kvara ci vorrebbe. Spunta di Lammers, Ferre a sinistra da Ugello, gliela ridà, poi con l'esterno e comincia da Burro. Eccolo là, vedi, l'attaccante opposto viene incontro e quindi lo porta a coprire il primo. Si crea quel corridoio, quel passaggio per il secondo attaccante che viene incontro su una palla diagonale. Interessante. Stanno lavorando in Gianni Montari, Montori. che fa molto movimento. Ciao Gianni, forza Napoli e benvenuto sul canale. Secondo me per Kvara è importante la presenza di Mario Rui. Mette il corpo con Jesus, mette invece fuori il pallone, rimessa con le mani per la Samp a 12,5 più o meno Sì. alla fine del primo tempo, sempre 1-0 per il Napoli. Quarto gol in 3 partite per Osimhen e Amaras, neanche 3 partite. Palla rischiusa, persa dal Napoli, ancora una volta, è la terza. Ancora, e basta, questi palloni perso però. La controlla e la fa uscire. Sì, si è guardato intorno, visto che non c'era la possibilità di... Stiamo perdendo troppi palloni e questa cosa non mi piace. Di sinistra, lo sa, forse doveva pensarci prima, no? Dopo quando se lo va a ritoccare non riesce a trovare bene l'appoggio, non mette forza. Eccolo Raspa. In panchina Giacomo Raspadori. Si pensava potesse scegliere lui. Insieme a Zerbini. Ancora da fuori. Hanno inquadrato Raspadori e Zerbini. Raspadori. Tregabiedini ha ritrovato. Forza Napoli, Gianni, sempre e solo forza Napoli. Ha già perso 3 palloni importanti il Napoli al limite della sua area di rigore. Vai a Missà, vai Zan, bello. Andiamo. Bello, siete in 2. Vai Politano, piglia tuo pallone, vai si va largo. Avanza a destra, non ha pressione. Vai. Devi entrare al gelo, devi uscire invece da Rutic. Velocissimo Politano. Fa Oh, mamma mia. Osimhen che viene però curato. Mannaggia, c'è un'occasione sperata. Palleggio di Mario Rui e ricomincia. Si poteva sfruttare meglio questa La occasione. pressione per risponderti, la pressione che tiene la Sampdoria, che sta tenendo la Sampdoria, non è una pressione tanto leggera, è forte, è fatta bene, Riccone e Vieira veramente stanno correndo molto, vedi dove esce esterno. Poi la cosa interessante è che anche se va sull'esterno, così un centrocampista centrale e l'altro non l'accompagna quasi mai, rimane centrale, è Verde e l'attaccante che va vicino, quindi sono sempre messi bene e c'è il rischio da parte del Napoli di perdere palla. Non lo so, non si dice Gianni, non si dice. Scalare Ronaldo Vieira. Parte qua la Sì, Rino siamo andati vicino al 2-0. Dice comunque Andava sfruttata meglio. Politano doveva secondo me crossarla in mezzo. Osimhen si era piazzato in aria. Aspettava il pallone. Ora quel moto Meret. Juan Jesus. Questa è un po' la difficoltà della Sampdoria. Quando va a prendere questo passaggio il Napoli, fatto sul terzino, sul centrocampista, sull'esterno, comunque così, no? Non troppo alto da poter far mancare a un gello e nemmeno troppo centrale per far arrivare il centrocampista alla mezzala. In quel caso, eccolo lì, deve lottare tanto, c'è da correre e la scalata in fascia è sempre in ritardo. Muove molto velocemente il pallone del Napoli, ma soprattutto in orizzontale in questa fase della partita. Toccato duro Kvaratskhelia. Gianni, ora vediamo venerdì cosa fate a Napoli, al Maradona. Così vediamo se vincete lo scudetto, dai. In base al risultato che fate a Napoli posso dirti se potete vincere veramente il campionato. Ma state accorti che al Maradona ci lasci le penne e pure i spaghetti e pure il farfalle. Mario Aquino, ciao Napoli, spero che venerdì stacciate la Juve. Speriamo Mario, e buonasera. Speriamo bene, amico mio, speriamo bene. Noitic riesce a limitare la raggionazione di Victor Osimhen, con palla che schizza in faro laterale. Lo sai. Eccolo Stankovic. Forza Napoli sempre, Rino. I 2 in 8 con Marco
Vai Kvaratskhelia, vai Kvara, facci un gol, Wolverine, io lo chiamo Wolverine a Kvara perché c'ha la barba alla Wolverine. Della Samp, detto, ho sentito tanto affetto, tanto amore, anche lui molto legato contro i gabbiani. Vai Wolverine, vai! Per chi si fosse perso in pre-partita, era in campo a stringere a sé i 3 figli di Sinisa, Dusan, Miroslav e Nicolas. Fallo per la Samp, si è venuta a prendere il pallone molto basso, Gabbiadini ha combattuto. Tutti a bere un caffè, fine primo tempo. Mancano ancora 10 minuti, però in effetti un po' ci somiglia, un po' che sì. Noi kick. Orru deve abbassarsi a Ugello per essere coinvolto. Col destro davanti la Mannaggia la miseria. Oh, è che appamala chi sfruttamela perché ce la fa. Vai, bravo Kim. Grande coreano, grande. Vai Osimhen, Magnatillo, vai Osimhen, puntalo. Grande Osimhen, Magnatillo. Vai, oh, fallo, giallo. O rosso addirittura. Rosso! Papammola, Rincon! Papammo, Rincoglionita! Papammo, Rincon! Papammo, Rincoglionito! Rincoglionito! Cartellino rosso a casa! Guarda Osimhen quando punta ti fa male, altro che Dusan Vlahovic. Noi abbiamo Victor Osimhen. E che ha fatto pure gol, non ci scusate, Ha dato un cartellino rosso, ha fatto prendere un rosso alla Sampdoria e ha segnato anche il nostro Panterone. Uno scape frittatino. Non si ferma oggi, è troppo forte. Stanno però check per il red. Calma. Checking VAR. Vediamo se danno il cartellino, sta verificando se c'è rosso o giallo. Vediamo un po' se il cartellino è giallo o rosso. Se è stato confermato il rosso, vediamo un attimo. Rincoglionito. Infatti i giocatori della Sampdoria rispondono che c'era un difensore centrale che poteva intervenire qui. Però c'era un difensore di c'era Murillo. Ho sentito anche Luca Manelli che va dritto sull'uomo, però ma infatti secondo me l'esecuzione per la qualità del fallo fa vedere. la palla è passata da tanto, cioè lui Brutto fallo, ci sta il rosso. Rincoglionito, fai giocare in un in meno alla Sampdoria. E noi godiamo perché possiamo fare anche 2-0 e portarci a casa sta vittoria. Fuori, vai a casa. Accucci. Cartellino rosso confermato. Sampdoria in uno in meno. Mi piace vincere facile.it. Sì, e godo pure. Rosso che c'è, non piangete tutti gli altri tifosi che state gufando il Napoli, pigliata per l'anzacoccia. Punizione Elmas e Politano sul pallone. È stato falciato, rosso e io godo. Vai Politano, vai, mette la pizza, 2-0, questo è 2-0, 41esimo, 2-0. 2-0. Politano e Elmas sul pallone, parte il diamante grezzo o Politano? Politano? Vai Osimhen, piglialo tu. Voglio 2-0. Girarsi un po' pasticcioni, in questo caso il georgiano.
La panchissà. Finché Sampdoriano riesce a uscire, ma Bravo, comunque, bravi. Rincon poi sei sempre stato molto falloso. Giusto, Nino, è sempre un rincoglionito perché ha giocato pure nella Juventus, tra l'altro, è proprio DNA Juventina. ha perso contro il Villarreal e quindi per il Barça che insieme al Real primo in classifica. E io godo come un rincio appena nato, godo come Rincon appena nato. Ringo, poi è sempre stato molto fallo boy, Rincon. Ci fai godere, Rincon. Ma Spalletto, magnati la bozza che capo, vai Spallettone, va! Comunque Francesco pare Wolverine, io sono Wolverino. Bellissima questa è bellissima, Wolverine. Bellissima, grande. Poi. Ce l'hai pronte pure te le battute, è bellissima questa. Wolverino. Fantastico, carino, sei un grande. Questa è bella, ci fa leggere a tutti quanti. Ma gli sono 4 esatto, frate. Oh, giallo anche a quella. Murillo, anche tu ti vuoi far buttare fuori, e che facciamo? Poi giochiamo troppo facile. Devi stare più vicino, la preventiva, ma sulla seconda palla se non lo fa girare, già di spalle ti di caricato, dopo c'è il calcione anche perché sì, ma troppo forte il Napoli, troppo forte il Napoli. È stato espulso Rincon e cominciano a essere tanti, poi due difensori su 3. E poi soprattutto considerando quelle che sono le caratteristiche dei giocatori di Spalletti. Qui Wolverine fu bravo, gli fa il gol Wolverine, ma raccomando. In profondità non possono creare più di un problema come è stato anche in questo primo tempo. Ultimo minuto, ma ci sarà un corposo recupero. Bello Mario, bello Osimhen. Che è scattato controllo. Va bene. Sarebbe meglio, Rino, sarebbe meglio fare il 2-0 e chiudere il primo tempo con il doppio vantaggio, sarebbe perfetto. Lo so, sta finendo ormai il primo tempo, non sarà facile. Vediamo se da qualche minuto di recupero, perché comunque c'è stata l'espulsione, qualche fallaccio di troppo. Kvara quando è in forma li fa impazzire, deve solo fargli fallo. Gli devono solo hanno solo buttato in terra, sì, sono d'accordo. Bello, si mette. Mamma mia. Troppo lungo, Massimo. Troppo forte e lungo per Kvara, che non riesce a controllare. Esatto, ci vorrebbe subito il secondo gol. Hanno dato 5 minuti di recupero, dai. È giusto perché come ho appena finito di dire c'è stata l'espulsione, ci sono stati tanti falli, ci sono stati un paio di checking vari per il rigore appunto del Napoli e l'espulsione. Questa era una buona occasione, infatti. Andiamo, facciamo il 2-0, dai. Portiamo suo primo tempo a casa. Corto, grande Kim. Grande pure difensivo Kim Min-jae. arrivato su questa palla tagliata, quindi non riesce a trovare sugli esterni con i quinti gli attaccanti a trovare sempre tanto traffico. Calcio d'angolo, attenzione. Zona, secondo Paolo Murillo, chiuso. Non fate cazzare, vai lo botto. Bello! Il cervello del Napoli, bellissimo, vai Cavani.
Vai, mamma mia, Wolverine, mamma mia, bravo Cavara. Ma che apertura di gioco di Lobotka, tutto molto bello. Poi Politano a tagliare per Cavara, di poco millimetri dal gol, vicino al palo. Mamma mia, cazzo, bellissimo, guarda lì. Era troppo difficile. Più o meno da quella posizione e con questa modalità ha segnato il secondo gol. Ha fatto quello che doveva, infatti. Non poteva far di più da quella posizione, troppo angolato. Nel giorno dell'esordio, il 21 agosto, di fronte al suo popolo. Insomma, non male come debutto per quasi. Si gode. E tutta l'Italia sa piglia in saccoccia perché volevano che il Napoli oggi inciampava e facesse un passo falso, soprattutto uno juventino che conosco, un mio collega di lavoro, Magneto Limone, Paolino, bella zugusa. E quando venerdì viene al Maradona ti ci vuole una pianta di limone, non ti ci vuole un limone, una pianta. Sacrificarsi un po' di più, soprattutto oggi contro un ambiente particolarmente scomodo come Kvaratskhelia. Kim all'interno di Politano, scatto lungo di Lorenzo, palla per il capitano. Politano, di Lorenzo, chiude lo scambio. Ancora Politano. È lì il Napoli. Deve respirare. La Samp è tutta chiusa, ma c'era fuori gioco. Fuori gioco, mannaggia, se voglio un limone, Paolino, mamma. Primo assistente di Abisso, Vercini, quindi posizione per la Samp. Eccolo qui, dai, vai con Politano da parte di C'era fuori gioco di Lorenzo. Comunque Rino, secondo me il capitano deve cominciare a giocare un pochino meglio, perché qualche passaggio sbagliato di troppo dietro, poi ogni tanto va in fuorigioco. Di Lorenzo ancora deve entrare nella propria forma, secondo me, ma si può anche capire, gioca sempre, povero Cristo. Meno male che abbiamo acquistato a Berezinski, che gli dà anche un po' di fiato, gli dà anche un po', lo fa un po' rifiatare, no? È successo questo, ha regalato la rimessa laterale al Napoli. Bravo Jesus. Andiamo, che sta avvenendo sul primo tempo. Abbiamo cominciato con un po' di rischio, abbiamo cominciato un po' in affanno. La Sampdoria ha creato quelle 2 o 3 palle gol, poi siamo venuti fuori noi con la nostra qualità e l'abbiamo fatti male. Siamo più forti, se viene fuori il Napoli è normale che la Sampdoria va in difficoltà. Nonostante il rigore sbagliato, perché poi non era facile, Rino, dopo un rigore sbagliato non era facile. Ma c'era anche fuori gioco dopo il rimpallo su Kvaratskhelia, quindi tutto fermo, sono finiti 5 di recupero. Elmas si vede una bella sgridata da parte di Abisso, perché sta chiedendo di controllare quel contatto di poco fa, era uno spalla a spalla, no? Questo qui con Ronaldo viene. C'è da dire anche Mario Rui, l'ennesimo assist di Mario Rui, ma che stagione sta facendo Mario Rui? Oltre Osimhen che segna a raffica, ma anche Mario Rui, mamma mia che stagione. Primo tempo, tutti a bere un caffè caldo, un tè caldo, come direbbe Pardo, tutti a bere un tè caldo, fine primo tempo. Invece noi ci diamo a piano un bel caffè, ma che bel caffè, sulla Napoli sanno fa. Ehi, state zitta, pubblicità, c'è stato già 3 quarti di India. E niente ragazzi, ci fermiamo per un attimo, pausa caffè. Esatto, infatti subito dopo il rigore sbagliato un po' abbiamo sbandato. Contro l'Inter secondo me è mancato proprio il professore. Mario Rui, Olivera non mi è parso tanto. Mario Rui spinge di più, secondo me è più cattivo, capito, un professore. E niente, anche come cazzo si dice,
Zelinski non è che abbia fatto chissà cosa contro l'Inter, e oggi Elmas qualcosina ha fatto, secondo me, più di Zelinski in questa partita. Zelinski ancora deve essere ritrovato anche lui. Politano, mi aspetto di meglio, mi aspetto una partita in crescita per Politano. Qualche recupero palla l'ha fatto dopo il rigore sbagliato, però mi aspetto di più anche da Politano, perché anche nell'occasione di Osimhen che si era accentrato mi aspettavo un cross da lui, invece è voluto rientrare, non ha tirato, non ha fatto niente, ha sbagliato tutte cose. Comunque ha messo un bel pallone sì per Kvara dall'altra parte, però mi aspetto di più. Elmas è più in palla, sì, infatti Rino, sono d'accordissimo. Abbiamo un nuovo allenatore del Cagliari, Ranieri. Candy, Ranieri è un bel allenatore, un signor allenatore che ha fatto vincere il campionato ai Leicester in Premier, sicché ha fatto bene il Cagliari a scegliere un allenatore come Ranieri. Vedrai che se non è quest'anno, l'anno prossimo il Cagliari tornerà nella massima serie, nella Serie A. Niente ragazzi, ci fermiamo per un attimo, io ci da andare in bagno a piano caffè e poi ci ritorniamo qui per la partita, per il secondo tempo di Sampdoria-Napoli, che al momento vince il Napoli al 19esimo con Victor Osimhen. A fra poco, voglio, a fra poco. Mettiamo pausa, mettiamo un attimo i cose. Un attimo, mi riassento un'altra volta, scusate, voglio rimetto un attimo in pausa.
Eccomi qui, la 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 la. Oh. Il vino non ce l'ho, sennò si faceva tarallucce e vino, invece tarallucce e Coca-Cola. Vabbè, vino finito, se no poteva fare tarallucce e vino. Allora, coffee break, a dopo. Paolino, massa più in panna, dopo Rino, mangiare buone. Hermas è l'aeroporto di Cagliari, bellissimo. Però sta pubblicità c'ha tutto un cazzo. Pubblicità. Non posso sa nemmeno volume la pubblicità, che se no c'è il canzoncino, ma bannano pure. Ciao Raffo Walter, buonasera e forza Napoli. Raffo Walter, ciao Raffo Walter, e forza Napoli sempre. Ragazzi, se non l'avete fatto vi invito come sempre a lasciare un like, a iscrivervi al canale e condividere questa live con i vostri amici, parenti e chi vi pare. Anche se tenete un cane, una yacht, un pappagallo, condividetela. Grande Raffo Walter. Osimhen ha segnato Osimhen, ma che mo Osimhen oggi Osimhen, ma che mo ha buttata morte in terra, ma che most Osimhen. Attiva prima di questo Samp Napoli, ma poi anche intensità calcistica sul terreno di Marassi. Rieccoci, sempre live. Qui da Genova, intervallo di Samp Napoli, avanti di un uomo e anche di un gol. La squadra di Luciano Spalletti, Simone Di Bocchi, mentre la Samp Vai Napoli, va! parte proprio l'ex Napoli, questione di qualche ora fa, il passaggio di Zanoni alla Samp e anche di Ulicic. Che primo tempo è stato? Allora, un primo tempo molto intenso, secondo me il Napoli l'ha fatto bene, voleva far gol, ha detto il rigore, ha fatto il gol, però dalla Samp dall'altra parte l'ha messo in difficoltà nella pressione alta, ha rubato qualche palla, forse poteva far meglio qualche ultimo passaggio, però la Samp è in partita malgrado un pochino, ripeto, il Napoli quando accelera e lo sta facendo tanto, mette in difficoltà la Samp. Ti aspetti Raspadori lato Napoli? Vediamo come sta vedendo la partita. Sicuramente è una partita veloce. Non si dice, Raffo, è lungo il campionato. Comunque noi ci crediamo. Però non voglio dire niente. Aspettiamo che per andare
e andiamo avanti, con i piedi a terra e andiamo avanti, partita dopo partita. Wow, wow, wow. Pubblicità, ciao da tutto, Luca. Non si parla. grande Raffo. Fammi che compagno tuoi pure in live. Condividi, amico mio, condividi. Sesto assist per Mario Lui con numero 10 quest'anno. Vai Raffo Walter. Terza doppia cifra. Raffo Walter con noi, Raffo Walter con noi, Raffo Walter con noi. Poi anche tecnicamente di conseguenza doveva rispondere, doveva reagire dopo il capotenza a San Siro, il primo in questa stagione. Dalla parte della Samp invece c'è voglia di dare continuità alla vittoria contro il Sassuolo, e a proposito di ex Sassuolo si prepara Juricic. Ecco Berezinski, subito l'hanno inquadrato, il nuovo acquisto del Napoli, ex Samp. Entra Berezinski e fa gol dell'ex. Scherzo, il terzino, quando è che fa un gol? Potrebbe essere perché intanto toglie un difensore Marino, ne ha 2 su 3, no, sia Polo che Murillo, che non correva neanche bene, dovrebbero passare a 4, mettere un centrocampista più e tenere i 2 attaccanti, che comunque la squadra deve fare punti. È troppo indietro, è vero che magari Ti chiamo Raffaele, va bene? col Napoli, dove devi fare punti, però Tra l'altro c'è il nome sarebbe un segno anche di mio padre che non c'è più, però comunque ti chiamo Raffaele. Sta facendo la corsa sullo Spezia, che questo pomeriggio ha fatto 0-0 contro il Lecce, quindi ha guadagnato un punticino sulla Sampa, attualmente terzultima a -6 dalla zona salvezza. Sentiamo Meret con Anissa, la concentrazione di Lobotka e poi anche di Lorenzo a colloquio con Luciano Spalletti. Andiamo a bordo campo, Giovanni Barsotti. I campi non saranno solo 2, non saranno solo i 2 della Samp, c'è un cambio anche per il Napoli, ma cominciamo dalla Samp. Entrano Juricic e Zanoli, come hai detto tu, si fermano Murillo e Gabbiadini, quindi un difensore e un attaccante. Poi ti mando dal tir a cercare di capire come si mette la Sampdoria, te lo dice lui. Dall'altra parte è più semplice, la staffetta, perché si è fermato Kim negli spogliatoi, al suo posto entra Rachmani. Vai, Dir, a te. Vabbè, Napoli non cambia nulla per quanto riguarda la Samp, vedremo se Zanoli farà il terzino, suo ruolo naturale, e quindi lì insieme a Perre farà diciamo un centrocampo a 4 con il vertice che sarebbe più vicino. A posto, Rini, dare new da pasta. Ah, pasta, senti a me, dare new da panza. Difenderanno ancora con 3 Da pasta. 4 centrocampisti e più vicini sotto la mezza. I magnato? Che ti hai mangiato? Un porco intero? Sto pazzando. Comunque hai mangiato? Dare new da panza. Io sto mangiando di tarallucce con la Coca-Cola. Se c'avevo il vino, ti dico la verità, tarallucce e vino era perfetta. Giocato 11 minuti quest'anno con la maglia del Napoli contro il Ramani, entra Ramani. Così la prima presenza in maglia Samp, quindi esordì a settembre 2021. Chi esce se entra Ramani? Dovrebbe uscire Jesus? O Kim? Dal 22 maggio, prima di Kim. Esce Kim in c'è e entra Ramani. Inizio del secondo tempo. No, non ho mangiato ancora, più tardi, bravo, è buono. Anch'io mangio più tardi, però mi sto facendo uno spuntino. Raffaele, dici? Pure io mangio più tardi, bravo Raffaele. Ma infatti si fa solo uno spuntino ora.
mentre si guarda la partita. molto vicino, torna a comporre la coppia difensiva con Secondo me perché lo vuole preservare per la Juventus, capito Rino? Secondo me ha fatto giocare un tempo a Kim e ora fa giocare un tempo a Ramani, no? In modo che entrano in condizione entrambi i giocatori e in modo che non si stancano troppo. Infatti ha fatto fare un tempo a ciascuno, perché li vuole far giocare entrambi contro la Juventus. potrebbe essere anche a 4, visto da qui. Però vediamo. Te l'ho detto benissimo, e Verre come in termini di centrocampo, la centrale, e Pulisic, però potrebbe essere addirittura un 4-4-1. E soprattutto Murru difensore centrale. Sì, Pulisic sono la difesa è 4, adesso si vede bene, 4-4-1, Lammers punta unica, con Pulisic che fa l'esterno di sinistra e l'esterno di destra. Pareggio il Napoli. Primo giro palla del secondo tempo per la squadra dei Spalletti. Anghissa. Attiva Rachmani. Di Lorenzo. Scatto, poi Vai. il cross è velosimile. Anticipo, poi c'è Rivnovitic. Ferre, aggressivo Lobotka. Ferre torna. Mangiatillo, Robbo, mangiatillo. Fa scattare da solo Lammers. Prima Rachmani, poi Juan Jesus. Tolgono riferimenti e pallone. Adesso sarà una partita molto complicata per l'Ajax, che è veloce, si sta impegnando, a me è piaciuto molto nel primo tempo, adesso sarà molto da solo perché per il modo in cui gioca il Napoli ti abbassa tanto, e quindi anche sia Pulisic si vede già quanto è basso, anche Denis si abbasserà molto, quindi rimarrà l'Ajax che al momento che viene sentito deve tenere palla per far salire la squadra. Kvaratskhelia. Poi gioca con il piattone verso Mario Rui. Collabora al fraseggio anche Elmas. Juan Jesus. Rachmani. Vai Napoli, va. Juan Jesus. Sciuto pazzo, mamma. Anche in fronte dove si alza Mario Rui. Movimento alla presa di Kvaratskhelia. Anghissa. Trascina verso Lobotka. Schiattamma la capa all'uomo con la pipa. Schiattamma la capa. Hashtag schiattamma la capa. Eccolo Politano. Seguito da Murru. Bello lo scambio di Cavara Politano. Vai! Mamma mia! Lo stava per fare di tacco. Il diamante grezzo. Deve poter pensare che ci vuole il Grande Elmas. lui è rimasto tanto fermo quando è partito, erano già arrivati i primi difensori. Adesso Vieira e Verre non si devono abbassare troppo, perché comunque se si abbassano troppo portano i difensori dentro l'area di rigore, con la qualità che a Napoli poi qualcosa viene sempre fuori, quindi devono essere un po' più coraggiosi e andare a prendere la pressione un po' più alta. Chiesa. Ferre. Scala Lobotka su di lui. Augello. Trovato un gran gol contro il Sassuolo. Ritorno a una marcatura dopo quello altrettanto bello contro l'Inter che Massi inizio anno scorso. Mario Rui. Lo palla Lammers, Mario Rui si lamenta per un presunto tocco di braccio da parte dell'olandese della Samp. Adesso viene messo in mezzo una sorta di tornello dei giocatori di Spalletti. Niente. Lobotka. Guardare in conduzione palla. Si sfila anche Sì, hanno messo Zanoli, hanno messo, se non Di mi Lorenzo, sbaglio. piccolo Anghissa, scatto di Politano. Anghissa però ha scelto il suo capitano, Di Lorenzo. Guadagna metri, poi va cross. Osimhen! Mamma mia, calcio d'angolo. Sia sul Loitic che su Udelo, ma ne è fuori gioco. Ah, fuori gioco. È stato un errore quello di Burru che si Hanno messo Zanoli loro, è sì. tantissimo, quindi ha lasciato Noi abbiamo messo Ramani e loro Zanoli. uscito sulla mezzala, in questo caso su Anghissa si è fatto prendere in velocità da Di Lorenzo, lì devi lavorare vicino all'altro centrale. Punizione per la Samp. Nuovo spirito che ha provato a diffondere Stankovic. Ha costruito nel ritiro in Turchia durante la sosta per il mondiale, arrivata al nuovo debutto in Serie A, all'inizio del campo con un altro Vai Cavara, Magnatil, vai! attacca il Napoli, con Kvaratskhelia che punta, finta, va sul Ah! sinistro, sul Loitic.
Volevi fare troppo lì, dovevi tirare, mannaggia. Leggere le intenzioni di Kvaratskhelia, da bloccarlo. Sì, però aspetta troppo, perché qua adesso aveva la possibilità, prima di arrivare troppo vicino al giocatore della Sampdoria, di poter angolare la palla, tirare non solo di sinistro dove voleva andare, ma anche di destra sul palo lontano, invece ci ha pensato troppo. Non è lucido, secondo me quando fa una cosa ci pensa troppo. Infatti perché? Sua qualità inizio da Perché fare sempre quelle cose? Tira ogni tanto, Kvara. Onorino. Non sta provando a ritrovare brillantezza. Vai, Kvara. Ancora innescato in aria, e ancora però a fare conti con Domitic. Andiamo. 2-0, vogliamo. Sì, quando viene tempo. Ronaldo Vieira per vedere No. come è partita la Samp. Vai, Kvara, calcio d'angolo. Espulso Rincon. Non lo fanno proprio. Bello. Anche sa, però ti metti a mezzo. Anche sa. Bella però. Non riesce a penetrare. Mamma mia! Non c'è nessuno, mannaggia. Cara fatta, anche sa. Con la colla sul piede destro. Ah, lo botta. Il pallone no. Aspetta compagni. Davanti c'è lo scatto di Lammers. Grande Juan Jesus. C'era Juric. Grande chiusura di Juan Jesus. Ma forse è giocata un po' forzata. come si dice, ha fatto un fiore, lo Motta che ha fatto lo stop strepitoso da ultimo uomo, poi ha fatto un passaggio che ha rischiato, ha messo in difficoltà i compagni. Vabbè, è umano, pure Lobotka sbaglia. Calcio d'angolo. Così, bravi, provate a tirare in porta. Non ancora totalmente incisivo alla sua maniera Matteo Politano. Sbagliato il rigore, cercato tante volte la giocata di discutivo, cioè la sua giocata preferita, quindi entrare sul mancino convergendo, è riuscito a far male ancora la Samp, ma di occasioni ne ha avute parecchie. Calcio d'angolo per noi. Siamo al 51esimo. Sul primo, Osimhen si muove, batte Politano. Vai! Mamma mia, alta. Doppio colpo di testa. Prima Juan Jesus, poi deviazione di Di Lorenzo. Palla alta. La palla è comunque fuori. Eccolo qui, calcio d'angolo. Prende per ultimo proprio Giovanni Di Lorenzo. Mette fuori. Noi Napoli spesso decisivo da calcio piazzato, non a caso la squadra che segna di più su palla inattiva per 12 gol, di cui 9 sul calcio d'angolo, è il migliore attacco di questo campionato con 38 reti segnate. 38 gol segnati, avete capito? Juve fino ad ora ha subito solo 7 gol, ma preparati da una goleata venerdì. Preparati a subire gol. Ha perso Delis, Juan Jesus con la testata, ma colpisce anche Delis forse con un gomito troppo largo, con un braccio troppo alto, giallo per il difensore brasiliano. Cambio nella Samp, fuori Verre, dentro Villar. Faccia tutto cazzo sta pubblicità. Non tenga, non so, non tenga. Cazzo di giù. Più palleggio, meno giocate offensive, forse con Villar al posto di Verre. Sì, tanto sta un po' più caratteristiche da centrocampista dei due, perché per comunque nei due ci sta, però non è proprio... Come mi chiamo, Raffaele? Mi chiamo Francesco. Per iniziare bene la prima azione, anche per far riflettare un po'. Ruba palla Ronaldo Vieira, Lammers, morbido, lettura di Rachmani, poi Anghissà, dietro controllo di testa, rischio per il Napoli, fa scudo però sulla sua porta. Dobbiamo fare il 2-0, dobbiamo cercare di raddoppiare il risultato, perché non mi fido perché possono comunque sempre avere un contropiede, qualcosa a favore, capito? Non mi fido di tenere la partita sull'1-0, nonostante noi siamo superiori, ma non si sa mai, capito? L'episodio, qualsiasi cosa. Grazie Raffaele per il nome. Ci vuole il 2-0, ci vuole. Elmas,
movimenta questa sua ennesima Il bello, Rino, è che loro sono tutti piazzati in difesa, Elmas rompe le palle perché sono tutti là dietro. incontra Osimhen, si stacca dalla marcatura, poi Anghissà, molto prolungato del Napoli, torna a affrontare Politano, vediamo cosa fa. Vai. Osimhen, controllo di suo, dovrebbe girare. Mamma mia, nell'ossetto però, ma tirate da fuori, è una volta che vogliamo trasì questo pallone in da porta. Il pullman, infatti, sono messi tutte, ma si sa che la Sampdoria gioca tutta dietro ora, perché c'ha in uno in meno, no? Ma noi dobbiamo cercare il tiro da fuori, perché tanto sono tutti chiusi dietro. Ha visto il Monza come ha fatto gol con l'Inter, Rino? E noi dobbiamo provarlo da fuori pure noi. Il suo gioco a Napoli senza fretta, dopo aver sbloccato con Osimhen nel primo tempo, e questa condizione mentale di forza. Anche Bravi, così. Bello, tira. Ah, Osimhen, ma stai in mezzo ai piedi, sta. Sinistro di Osimhen, e la palla schizzata, il fallo di fondo. Conto campo Giovanni. Perché Kim si è fermato all'intervallo a scopo precauzionale, questo almeno è quello che c'è stato. Anche io, molto, Rino, godo ancora. Dovrebbe essere un Ah, fa muc. È il karma colpisce. anche perché venerdì chiaramente c'è Napoli-Juve e allora si è fermato per questo motivo, ancora non era mai stato sostituito quest'anno in Serie A, e aggiungo che Spalletti adesso è un po' arrabbiato perché il possesso lo vorrebbe lui, come è stato prima in occasione di tiro di Politano, la palla la vuole lui, la vuole tenere lui. Sì, è normale che il Napoli deve tenere palla, deve girare da destra a sinistra, andare dentro per poi andare fuori e entrare dentro così, allarga un po' le mani della Sampdoria che si sta solo difendendo, però la posizione di Politano nel tiro secondo me era giusta. I giocatori di questi della Samp chiedevano un contatto tra Botti e Ronaldo Vieira, non ha segnato però da Isso. Allora ancora Napoli, Rachmani, tantissimo di Lorenzo a destra. Andiamo. Staccato Mario Rui, Politano, reclama palla, solo non lo vedete. Invece la Juve che vince sempre col bollettino a fine partita, è un culo, guarda Rino, c'hanno un mazzo rotto, c'hanno. Io non lo so, tutte le partite 1-0 e poi gli capita l'episodio per vincerla, ma che culo rotto c'hanno. Io non l'ho vista la partita, ma da quando ho sentito, cioè si sono ritrovati da soli in area, hanno fatto gol all'86esimo, la volta prima l'hanno fatta al 91esimo, tengono proprio un mazzo tutti. Speriamo bene che contro noi ci facciamo noi un mazzo tutto a loro. Ciura prima, chiami. Oh, non può, fino a quando possono avere un mazzo? Fino a quando? Prima o poi ci fa male. Prima o poi arriverà qualcuno che li fa male. Vai Osimhen, vai che vai, fai tu. Vai, tira. Bravo Cursu. Proviamo a tirare, non entriamo col pallone dentro. Cavara, passala la palla. Ora questo fatto che ti hanno chiamato che Maradona, non fare il Maradona perché non sei Maradona. Sei un bel giocatore, c'ha un bel dribbling, però non esagerare. Passiamoci il pallone. Diventa difficile fare un certo tipo di carriera, ci può stare fare delle ottime prestazioni come ha fatto all'inizio campionato, come una prestazione sottotono. Io credo che infatti Rino doveva tirare, quello che dico io, vuole esagerare troppo col pallone tra i piedi, è bravo, lo sappiamo, il dribbling ce l'ha, però esagera a volte, vuole fare troppo. Quando ha tirato, vai Politano. Ma tiriamo, cazzo, non proviamo a buttare sti palloni, tanto sono tutti piazzati dietro loro. Guarda là, c'hanno 10 dietro la linea, io non lo so, sono tutti difesi, guarda là. C'hanno 8 giocatori indietro e 2 in avanti. Che vuoi fare? Anzi, 5 e 4, 9 perché giocano in uno in meno. Dobbiamo tirare.
Cazzo, lo vogliamo fare su 2-0, che non mi fido un cazzo di questa partita. Fanno incazzare. Magari troppe energie per andare in pressione, magari dall'allenamento. Il campo Giovanni. Solo per confermare, perché la frase in italiana è Sam, stai centrale, quindi è proprio l'Ames che deve stare lì a schermare quei passaggi lì. Adesso sarà anche con Giurici, chi vuole in linea, lui è l'Ames. Giorno anche per Anghissa intanto, allo scoccare dell'ora di gioco, sempre 1-0 per il Napoli. Subito fallo da Nissa. Sì. Juventus che ieri ha vinto. Giornata abbastanza vicina alla squadra di Spalletti in classifica, meno 4, 37 contro 41, poi stasera Milan-Roma. L'Inter che ha pareggiato, quindi un'opportunità per il Napoli per allungare sulla squadra di Simone Inzaghi. Andiamo. Denis a sfidarlo. Elmas, Mario Rui. Kvaratskhelia, situazione di 3 contro 3 da questa parte. Andiamo Napoli, Napoli, vai, fanne un altro. Tiamo Corami, però facciamo sti 2-0. James statico, aspetta lì il fraseggio del Napoli. Però Juan Jesus, Mario Rui, palla nello Vai, Elmas. Elmas che si è mosso bene, Noitic protegge. Oh, mamma mia. Ma travolge tutti regolarmente prendendo il pallone, andando a stoppare l'azione offensiva del Napoli. Sarà un po' forzata questa palla, no? Perché comunque dopo che giri palla devi provare ad allungare un po' questa difesa della Samp che, come ho detto, dei centrocampisti sta attento. Sono d'accordo, sono d'accordo con te, Rino. Raspadori fuori Politano. Attenzione però. Vedi che diamo l'occasione pure alla Sampdoria, cazzo. Se non chiudiamo sta partita. Basta un episodio di cazzo per aprire la partita. Dobbiamo fare il 2-0. Cambio Lozano, niente Raspadori per ora. Ma Lozano e Zelischi, vedo anche Zelischi dietro. Vediamo se si sceta sto suono pure Lozano, che nella scorsa partita il pallone avanti e lui indietro. Non mi piace. Vediamo se questa partita fa bene. Ciupi Lozano al posto di Kvaratskhelia e Zelischi al posto di Politano. I cambi non sono mali, non sono mali. Non è male i cambi che ha fatto Spalletti, ci può stare. Mi aspetto tanto da Piotr, ma anche da Ciuchi Lozano, tutte e due. Zelischi, fai gol, voglio il gol di Piotr oppure del Ciuchi Lozano. Basta che segni uno dei due, basta che la chiudiamo. Ha tolto Kvaratskhelia. Peccato, Kvara ancora non è al top della forma, ancora non l'abbiamo ritrovato, piano piano. Oh! Vai giù, siamo d'accordo. Giocatori di Spalletti, va veloce la Samp, ancora Lammers, Augello. Siamo d'accordo. Cerca spazio pulito per andare in porta, il fatto non c'è perché è stato bravo di Lorenzo. Zanoni. Non lo so. Eventualmente Rino ha visto meglio Lozano che Raspadori nell'allenamento. Che ti posso dire? Lo sa Spalletti perché mi viene da pensare questo a me. Però io sì, come te avrei messo Raspadori e non Lozano, però lo sa Spalletti. Speriamo che ha ragione. Anche Zelischi dentro. Anche perché secondo me per fargli fare minutaggio, capito Rino? Perché appunto c'è la Juventus. Zelischi potrebbe essere titolare con la Juventus perché il centrocampo titolare sappiamo che è Anghissà, Lobotka, Zelischi. Sicché secondo me Zelischi l'ha fatto entrare anche per questo, per fargli fare minutaggio in questa partita. Lozano è sempre in ballottaggio con Politano, però comunque anche lui avrà bisogno di minutaggio. Vediamo, magari nel finale, negli ultimi 15 minuti, vediamo anche Raspadori. Sì, ma tanto lo vediamo Raspadori. Chiede di venire ad attaccare sulla
vai, vai, tira. Bravo Lobo, così, tiriamo da fuori area. Hai visto? Che ci vuole? Basta, un po' di precisione e facciamo il 2-0. Tiriamo da fuori area, ma tiriamo però. Cazzo. Non entriamo quei palloni in aria. Che tanto quelli stanno tutti là in area. C'è il pullman là dietro. Fuori Anghissà, dentro il Dombelé. Siamo al 65esimo del secondo tempo. Anche il Dombelé va bene, dai, posso Anghissà. Tutto sommato Anghissà ha fatto una partita normale, una buona partita. Nulla di che, Ha fatto una grande giocata nel primo tempo dove è andato via lungo la striscia di fondo. Mamma mia, che cazzo ha fatto là, che giocato. Però poi mi aspetto sempre di più anche da Anghissà. Angolo? No. Vabbè. Sì, Dombelé era entrato bene contro l'Inter nel secondo tempo, mi era piaciuto. Due caratteristiche un po' diverse, è un po' meno corsa lunga, meno dinamico, però è forte delle gambe, riesce a trovare la posizione giusta, si spacca bene, non è solo fisico. È un giocatore da inserimento vero e proprio, quello che ha provato a fare anche con buoni risultati, no? Come dicevamo, ma chissà, però lui è un po' più trequartista, lo ha fatto al Tottenham, ha giocato sia esterno, sia mezzala, sia... Fallo su Delizio! Offensiva, chissà c'è un'idea di corsa, c'è un fisico. Una bella pallonata, è Deleris. Zelischi scarico, poi Zanoli chiusura, invece circostanza precedente, passeggia un po' nervosamente Gianni Spalletti, Mario lui si aderisce con Stankovic, ovviamente per quella pallonata di qualche istante fa. Rachmani. No, va il 2-0, mamma mia, ma loro stanno giocando dal 35esimo, se non mi sbaglio, del primo tempo in uno in meno e non riusciamo a fare il secondo gol. Questo è un problema, dobbiamo fare il 2-0 perché a me non lo so, non mi ispira fiducia a sta cosa qui. Vai Osman, tira. Ma troppo lento, cazzo, che dice la botta là. Puoi fare partire Djulic, questa è l'intenzione Rachmani. Bravo Rachmani. Movimento anticipo, arrivata nuovamente il fronte del Napoli. Poi però Allora, quel movimento di Zelischi che si crea, con il movimento che sta facendo la fase offensiva del Napoli, un incontro con lungo, in questo caso Osimhen che aveva fatto un movimento a sfilare opposto, quindi Zelischi va a prendere quella palla in profondità con i giri giusti. Dall'altra parte lui non può aspettare, non sa che la squadra adesso è in difficoltà, magari farli rifiatare. la ricorsa Lozano, sbatte ancora Saugello. Metà secondo tempo in archivio, ancora 1-0 per il Napoli. Gol di Osimhen. Juan Jesus. Mario Rui. Rachmani. Lobotka. Che lui molto vicino al rinnovo di contratto, parla di una durata fino al 2027, che è uno dei punti di riferimento di questo Napoli, il cervello, la squadra di Luciano Spalletti. Temporeggia Davis, torna dentro da Ronaldo Vieira, tutti marcati i suoi compagni. Ronaldo Vieira si prende un bel rischio, se la cava tornando da Odeo. C'è uno che tiene il tiro da fuori, Raspadori o Simeone. Sei disperato perché la traiettoria del pallone... Sì, speriamo bene. Ma c'è Zelischi e Dombelé sono due giocatori che tirano fuori, ma lo sa. Ah, che cazzo, lo sa. Mamma mia, come tira e merda hai fatto, un passaggio. Palla rischiosa su Otero che si butta a pesce sul pallone e scivolata, anticipando Osimhen, giusta lettura del potere della Samp. C'è stato il rischio.
Mamma mia, veramente ha fatto un passaggio Lozano là. Attenzione ai strappi e contropiedi della Sampdoria. È mancato Lammers, non Augello che partecipa. Supporta la nazione offensiva, Oh. per Neris. Ottima Grande Mario Rui, grande Mario Rui. il pallone, poi però interrompe il gioco visto, ha preso un colpo Mario Rui, fallo di una Grande professore. per il Napoli. Grande partita di Mario Rui, sia in fase difensiva che in spinta per la fase offensiva. Perché ha fatto, non dimentichiamoci che ha fatto l'assist vincente per Osimhen, al momento vincente, perché ancora non è finita la partita, però l'assist per l'1-0. Diventa un fastidio. Mario Rui fra i migliori in campo per il momento, la partita ancora deve finire. Tra i migliori in campo, sicuramente. Napoli si deve passare e arriva sempre Augello, che in questo caso va a crostare di prima. Ottimo anche l'accompagnamento di Nerisse e di E Osimhen per il gol, ma anche per il movimento, perché oggi l'abbiamo visto più nel vivo delle occasioni del Napoli. Osimhen è proprio il migliore in campo, perché ha fatto buttare fuori a Rincon e poi si è guadagnato anche, ha fatto anche il gol praticamente. Fatto un giallo per Neris, questo intervento duro su Mario Rui. Il rigore se l'è guadagnato anche Sa. Sì, il rigore se l'è guadagnato anche Sa. Perché non è che abbia giocato un partitone, però ha fatto comunque bene perché si è guadagnato un rigore. Poi mi è piaciuto su quella scesa che si è fatto nel fondo della linea, nella linea del fondo della porta. Ha fatto una grande azione col doppio passo, mamma mia. ed è giusto perché Sicuramente una buona prestazione di Anghissà. può trovare questi spazi. Però per me il migliore resta Osimhen e subito dopo Mario Rui. Adesso riparte la Samp, Djuricic. Anche Lobot che ha giocato bene come sempre, così come Anghissà, però il migliore assolutamente Osimhen. Poi nel disimpegno successivo. Adesso Denisse, come avevamo detto, no? Fino abbiamo detto, Denisse è uno dei due interni, l'altro è vediamo, poi c'è Viera centrale e i due davanti. Elmas Punta, tornato a fare l'esterno. Politano l'ha sbagliato, ma l'ingresso di Zielinski. Di Lorenzo. Scala anche Ma è Ndombele. spazio per alta. carica con la bolla di alto. Però in questo caso Viera deve arrivare più Così dobbiamo fare, così dobbiamo trovare il tiro dobbiamo provare a tirare da fuori area, come ha fatto in questo caso Ndombele. Secondo me per questo ha messo, capito Rino, in campo Zielinski e Ndombele Spalletti, perché sa che sono due ottimi tiratori da fuori. Due dei protagonisti della Sampdoria, come venne ribattezzata, quello ovviamente dell'epoca di Gergo Gaviani, vinse la Coppa delle Coppe con doppietta di Gergo Gaviani in finale contro l'Anderlecht, perse la finale di Coppa Campioni contro il Barcellona Wembley, e poi il cerchio che si è chiuso proprio per Luca Vialli con l'abbraccio iconico con Roberto Mancini nel giorno della vittoria dell'Europeo da parte dell'Italia contro l'Inghilterra, e quelle lacrime che ovviamente rimarranno nei nostri cuori e nelle nostre menti per sempre. Elmas, fallo su Neris, allora torna a guadagnare campo e metri la Samp. Ma nessuno che ingarra la porta. Ma veramente, la partita è sempre in bilico, sempre 1-0. È preoccupante la cosa, perché mancano un quarto d'ora alla fine. E non mi piace questo fatto. Non mi piace per niente, Rino, deve essere onesto. Dobbiamo fare il 2-0 perché non mi sta piacendo niente questo fatto che siamo sempre 1-0 e mancano 15 minuti. Al di là che loro giocano in uno in meno, Se non la chiudiamo, la paura c'è sempre.
della beffa, capito? La paura della beffa c'è sempre. Per questo bisogna fare 2-0. Cazzo, eppure loro stanno giocando da un uomo in meno dal 35esimo del primo tempo, cazzo, facciamo sicuro. Rachmani. Ora il Napoli per fare una della Sampdoria mettere in difficoltà, ecco, deve andare subito dai terzini, perché non c'è più l'ala che può contrastare, ma c'è la mezzala che in questo caso neanche esce, ma va dentro l'area. Zelinski, poi tentativo di Lorenzo di sfondare. Napoli che torna a richiamare dal suo palleggio prolungato. Mario Rui, nell'incontro Elmas, suggerisce in verticale Ndombele. 1-2 rapido con Lobotka, spazio aperto. Vai, per Zelinski, che arriva al limite, poi entra dentro. Prova a tirare. Di Lorenzo, sono il 3 del Napoli da quella parte. Zelinski sceglie il cross, secondo palo per Elmas, che lo stoppa, ammortizza fuori per Ndombele. Cazzo, però. Da parte del Macedone, adesso Samp che tenta di ripartire, ma manca ovviamente un uomo, manca un riferimento nella palla viene sprecata. Io toglierei Elmas dentro la spadura, sono d'accordo. Sarebbe un'ottima mossa questa qua. C'è anche perché è un po' più fresco, ma non ha quelle caratteristiche, quindi dovrebbe essere ancora avanti, se comunque ha corso tanto. Perché ora loro li dobbiamo far correre, dobbiamo far girare il pallone e poi cercare di liberare uno da fuori e farlo tirare. Infatti è quello che dico io, tiriamo in porta, cazzo, vogliamo entrare con questo cazzo di pallone dentro all'area, come sempre, cazzo, tiriamo da fuori area. L'abbiamo visto che da fuori area li mettiamo più in difficoltà. C'è stato il tiro di Lobotka, che è stato un passaggio, è vero. Però quello prima, che è andato a poco al lato, quell'altro di Ndombele. Proviamo a tirare, cazzo. Vai, tira. Ah, alto, però così va bene, proviamo. Addrizzato vanno pochi i piedi, però proviamo a tirare. Un po' di riposo, aveva annunciato un po' di novità, 3-4 novità, Spalletti ieri in conferenza, ne ha portate 3, presa anche l'esclusione almeno dall'inizio di Zielinski. Girato un po' vuoto contro l'Inter, ha avuto un'occasione abbastanza grossa per segnare, invece l'ha mancata, e però ovviamente uno dei giocatori cardini di questa Napoli. Adesso si allarga a destra, l'ampiezza sia di Lorenzo, galoppa a Zielinski, Emiliano fa se uscire, Di Lorenzo vai. movimento, Zielinski va profondo, c'è Lozano. Vai, tira! Cazzo, tiriamo! Elmas ripando forse dopo di mano, non ci ha visto. Ma guardalo, il VAR niente, non ne chiamano cazzo. Deve esserci un vero da parte di Osimhen e non prendere la palla, perché arrivava Elmas di gettone in anticipo. C'è stato questo fallo di mano sul rinvio dell'avversario o sul contrasto. È in corso il check, vediamo. È rigore quello. È rigore quello, è largo, È calcio di rigore quello, cazzo, arbitro. È calcio di rigore quello lì. Checking penalty, VAR in corso, checking. Aspettiamo comunque il confronto tra Abisso e la sala VAR, dove ci sono Valeri e Lungo. Vediamo Elmas. È calcio di rigore, calcio di rigore. Naturale di Ronaldo Viega, quindi molto probabilmente, come ci ha detto il nostro Luca Vanelli. Rigore Napoli. 79esimo. Voglio Osimhen o Del Mas sul calcio di sul dischetto. Calcio di rigore, va a bocca. Magnatevo il limone con tutta la scorza, anche verde, il lime vado a mangiare. Chi lo tira? Elmas, l'ho chiamato Rino, Elmas, l'ho chiamato. Questo è invece il disappunto della gradinata sud della Samp.
per chiuderla il Napoli. Ma raccomando, Elmas, segnalo, non fare come ha fatto Politano, mi raccomando, fai gol. Di cui 2 in Serie A. Mamma mia. Esatto, e Apolitano. Vai Elmas, vai, Diamante Grezzo, facci vedere, facci il secondo gol, fai chiudere la partita. Ti ha detto dove, che probabilmente Vai Elmas, vai. Non fa capire niente, Aurelio. Capitano della Samp. Tocca forse anche un po' per scaramanzia la traversa un paio di volte. Andrà a sfidare Elmas. Per tenere in partita ancora la Samp, che non ha creato chiare occasioni da gol in questo secondo tempo, si è difesa provata di partita affidandosi al contropiede. Eccolo. Adesso sotto l'altra grandinata a nord, Elmas contro Otero. Parte Elmas! 2-0! Elmas! E bababò, che ha chiusa la partita. Grande Napoli. Sì, italiano, mangiate con limone, tutti quanti, Juventini, Interisti e Milanisti. A favore. Un abbraccio di tutta la squadra di Elmas che incrocia così, ragazzi, incredibile, anche per uno bravo, forte sui rigori come Emile Otero che va dall'altra parte, incrocia la grande Macedone, fa 2-0 per il Napoli, quarto gol quest'anno per Elmas, dopo quelli contro Lecce, Atalanta e Udinese, quando gioca titolare fa praticamente sempre la differenza, segnando un gol. A bordo Giovanni. Vi spiego la faccia di Spalletti sottolineata da Filippotti. Spalletti aveva chiesto ad Elmas, che era vicino alla panchina, chi lo calcia, e Elmas aveva risposto Victor. Volevo presentarlo da lui. E quando avere le idee chiare. Risultanza dei tifosi del Napoli, molto vicini alla prima vittoria del 2023. 2 giovani in campo per Stankovic in questo finale. Montevago alla 6ª presenza in Serie A al posto di Sam Lammers, fuori anche Ronaldo Vieira, dentro un 2003 che tra pochi giorni, tra 8 giorni per l'esattezza, compirà 20 anni. Flavio Pauletti, un centrocampista centrale, va a occupare proprio il ruolo del centrale inglese. Montevago subito a combattere, si appiccica Rachmani. Aveva ancora la Samp, che è andata a nord, meglio sud, torna ad alzare la voce. In area la Samp, rulletta di Leris, che va a portare una minaccia dalle parti di Alex Meret, con le mani Zanoni. Eccolo Pauletti. Prima palla giocata in Serie A. Ragazzo di San Benedetto del Tronto, c'era la seconda panchina con la prima squadra, quello ovviamente con il Sassuolo. Testa a Murru, poi Montevago. Rimane davanti del Napoli, Doitink, Lobotka, orienta il colpo di testa su Rachmani, poi Di Lorenzo. Dove? Di Lorenzo, adesso sarà ancora più gestione, no? Perché Napoli è qualcosa del 2-0. Sì, è normale. Già tutto il secondo tempo ha sofferto qualche ripartenza, mai schiacciato, perché comunque l'uomo più lo sta facendo pesare alla Sampdoria. Adesso il secondo gol sicuramente porterà ancora di più la gestione. Zelinski, vede lo scambio, Augello invece chiude su Lozano. Quasi allarga, fa rimpallare il pallone addosso, si prende, la rimessa con le mani. Ecco uno stretto sul settore ospiti del Napoli, pronto ad ospitare la Juventus venerdì prossimo, tanto per il Napoli è molto importante, ritornare a +7 sui bianconeri. La famosa. Proprio alla super sfida di venerdì.
Napoli ha ottimi numeri da chi entra, no? Dai subentrati. Oggi ancora non hanno fatto gol, però hanno fatto qualcosa in più. Lozano, Zelischi, Anche bene, no? ha fatto bene, quindi quando poi diciamo che Spalletti tiene tutti sul pezzo, sono coinvolti, è la verità, perché poi la partita... Simba forte, Simba forte. Questo secondo gol è stato bene. Non ho aggiornato i limoni, non ho aggiornato i limoni. Non aveva Juricic. Mario Rui. Non siamo 0-2. Rischia ancora noi Tinker, molto bravo. Zanoni. Aveva bisogno però di un leader difensivo di questo tipo, no? Come noi Tinker la Samp. C'è anche Emilio Gabbiadini, mi è piaciuto molto Rames, ma soprattutto lo spirito, secondo me, della Samp è cambiato. Questo fa per sperare. Quanto sono uccello? 2-0. Osimhen e Del Mas, mangiatevi un limone. A fa boccrino, mangiatevi il limone. Tutti quanti, vai, una carretta di limone, alberi per tutti. Ci sono alberi di limoni per tutti quanti. Mangiate. Del numero 7. Rahmani. Mario Rui. Se ne mette a posto la Samp. Ancora palleggio per il Napoli. Dobbene. Lozano. Torna a correre sulla passia di Lorenzo. Lozano viene dentro. Osimhen non può raggiungere. Il pallone comunque buono, almeno nelle intenzioni da parte di Lozano. Secondo me manca restare un po', Cambia del Napoli, entrerà Giacomo Raspadori, ora abbiamo a posto di chi credo Elmas, sì, uscirà Elmas, andiamo lì da quelle parti, perché il nostro Giovanni Bassotti forse ha capito qualcosa dalle indicazioni di Spalletti e Raspadori. Giovanni. Molto largo, un po' la notizia che fa sul canale in 3 partita, lo vuole che gli ha detto stai largo, la questa parte che ha visto in realtà, in mezzo, ha mandato largo il Zelischi, scusate, allora che mai io. Zelischi largo a sinistra, Raspadori sotto. Vabbè, comunque qualcuno lo doveva largo. Comunque la piazza qualcuno la deve dare, sono felicissimo, devo dire Zelischi di quando ha saputo della notizia, si è messo largo ma non era contento, quindi poi tutti i ragazzi, adesso Raspadori va a giocare vicino a Osimhen, È 4-2-3-1 a tutti gli effetti. Vabbè, 2-0, ormai è chiusa la partita, Rino, non ci interessa più. Ormai l'abbiamo chiusa, meno male. C'è voluto un calcio di rigore per chiuderla, però il rigore c'era, fecero fuori. L'importante è il risultato, no? Come dicano i juventini, l'importante è il risultato. Intanto loro tengono un mazzo tutto, noi invece vinciamo da grande squadra, perché il gioco di squadra noi ce lo abbiamo e l'abbiamo fatto vedere anche in questa partita, nonostante i 2 rigori netti che c'erano e che abbiamo avuto. Noi non vinciamo le partite 1-0 a Mazzarut, a differenza di quelli lì. Vuole che nonostante il poco tempo a disposizione segnasse anche, speriamo. Vai Napoli, va, pure te. C'è nessuno. Montevago combatte, Mario lui ricomincia e allora io vi ricordo Ale, sono pazzo di te, innamorato di te e mai ti lascerò. Sarò con te e tu non devi mollare. Abbiamo un sogno nel cuore, Napoli torna campione. Un giorno all'improvviso mi innamorai di te, il cuore mi batteva, non chiedermi perché, di tempo nel passato, ma sono ancora qua ed oggi come allora difendo la città. Ale. È passato tanto tempo, non ci lasceremo mai, siamo figli del Vesuvio. Vai, eccolo. No.
forse un giorno esploderà una vita insieme a te, di domenica alle 3. Non riesco a stare solo senza te. Quando un giorno morirò, da lassù ti guarderò, quanti cori a funerale chiederò. Si canta, si canta e si gode. Mancano 4 minuti ed è fatta. L'uomo con la pipa ha schiattata la capa. Sentimentalmente molto bello, con il ricordo di Viale di Mihajlovic. Questa Sampdoria riparte dall'atteggiamento, dalla mentalità. No, la Sampdoria comunque, complimenti alla Samp che comunque ha fatto la sua prestazione con un uomo in meno. È apparsa tutta un'altra squadra rispetto a quella del girone di andata prima del mondiale. Dopo il mondiale tutta un'altra Samp. Complimenti a Stankovic e alla squadra, che vanno fatti complimenti anche agli avversari. Ma noi godiamo per la vittoria e ci portiamo un'altra volta a quando era l'Inter? Aveva accorciato da meno 11 a meno 8 e ora come la storia si riporta a più 10 riandiamo a più 10 sull'Inter. Fa freddo assai, interista, mettiti il cappottino perché sennò ghiaccia assai. E ora stasera tocca al milanista, speriamo bene che ci lascia anche le pene, e poi venerdì pensiamo pure alla Juve. Vai, non vedere. Fallo, ma giocano a pallavolo questi cavolo, ma che è? Non mi fa mangiare, pibe. Ah, perché tua moglie non ti fa mangiare. Rino, stasera non ti fa mangiare. Ti fa paura madame, moglie. Infatti pensando, la tua moglie è Doriana, ora sarà a meno 10. Ma immagina, cioè, oggi avete vinto, allora tu non mangi, Rino, ti fai la dieta. Ti è bastato già il gol che hai fatto con la mia Doria, dice tua moglie. Me lo immagino già. Dai, comunque complimenti comunque alla Sampdoria, deve essere contenta tua moglie, che comunque la Sampdoria ora diciamo un allenatore che secondo me è valido per farla salvare, perché Stankovic è un buon allenatore e poi secondo me ha fatto degli acquisti importanti. Nothing, quello dall'Udinese che mi è piaciuto, e comunque è un'altra squadra. Secondo me la Sampdoria si salverà, vedi che ti dico, per me la Samp si salva. Complimenti anche alla tifoseria che nonostante la sconfitta è lì a sostenerli. Complimenti per tutto, per la prestazione che hanno fatto e per tutto. Vai Napoli, va. Poi magari Rino, ormai quest'anno è andato così, ma magari, non lo so, potremo organizzarci per una trasferta a Genova insieme. Magari te sei a Genova, magari io organizzo per prendere i biglietti, poi quando me li paghi e si vede una partita insieme, se a Sampdoria-Napoli, in curva, io e te, capito? Così ci guardiamo una bella partita assieme e ci riprendiamo pure dallo stadio. Bel momento, davvero da brividi, al di là dell'aspetto sportivo. Così ci pigliamo un caffeino insieme, capisci? Dal vivo, magari. Capito? Tanto sta a Genova, te. Vengo io di... Vai, non so. Vai. 3-0. Eccolo, Rino, ci sei andato vicino, Raspadori vicino al gol. Però è finito. Grande Napoli, 3-0. 2-0 e a casa. Ora volevo troppo, però 2-0. 3 punti importantissimi. A più 10, a più 7 sulla Juve e a più 10 dall'Inter, aspettando il Milan. Ciao Sonia, buonasera, ciao Sonia. Io, i italiani sono i nostri gemellati con noi e del Parma, felice comunque per voi. Grazie Sonia. Comunque complimenti alla Sampdoria per la prestazione. L'applaudo perché hanno fatto un'ottima prestazione.
dai che l'anno giusto, speriamo, però non lo dice perché la grattatina mangia fa, per scaramanzia. Niente, riguardo a tutti quanti, vi ringrazio Rino ancora per essere stato sempre l'onnipresente, sempre presente, non so come ringraziarti. Ti mando un bacione e una buona serata a te e tua moglie, e deve essere felice di questa Sampdoria la tua moglie. Ringrazio tutti gli altri che sono stati qui, a Raffo Walter, a Pasquale, a tutti gli altri che hanno comunque visitato la live, anche se poi non si sono visti tutti. Niente, a Candy, a tutti quanti vi mando un bacione e vi ringrazio. Ci vediamo per venerdì per Napoli-Juventus. Con questo è tutto, ragazzi. Vi aspetto per il post partita, perché faccio il video. Vi aspetto, speriamo che guardate anche il video, perché per me è importante. Vi ringrazio tutti ancora, vi mando un bacio e una buona serata, e sempre forza Napoli. Ciao voglio, forza Napoli sempre.